fianco delle 15 opere inedite in gesso, sale ed alabastro dello scultore Giuseppe Agnello ci trasportano ai giorni nostri, tra terra e cielo. Fiori colorati invece ci avvolgono e catapultano nella terza mostra Pop Garden, un'installazione immersiva e multimediale. 3 esposizioni con un solo biglietto per un viaggio emozionale con gli occhi dal XVII al XXI secolo. Buonasera, siamo al Museo Civico di Noto, abbiamo aperto questa mostra il giorno prima dell'inizio della Infiorata a Noto. È una mostra che parla della Sicilia e del territorio siciliano, una mostra con 30 artisti, 100 opere e qui ne vediamo qualcuna, per esempio alcune. Questa che stiamo vedendo in questo momento è di Viola, che è un pittore modicano, che come vedete è un panorama del territorio siciliano con le sue bellezze ma anche con le sue criticità. Questa mostra serve per difendere il territorio siciliano, per far riflettere su quanto è bella la Sicilia ma quanto tutti noi dobbiamo fare attenzione a quello che facciamo. Di fianco a me c'è una delle artiste che si chiama Barbara Cammarata, che ha una bellissima opera qui in esposizione, poi la vedremo, e che racconta una storia un po' particolare, perché il panorama non è fatto solo dal territorio, è fatto anche dalle persone, dai rapporti che le persone instaurano fra di loro e che instaurano col territorio che li circonda. La mostra si chiama Flora, Fauna e Cemento, quindi il territorio, la vegetazione, anche gli animali e anche un po' di macello che noi umani stiamo facendo non solo in Sicilia, un po' dappertutto, e cui dobbiamo stare un po' più attenti perché il territorio va difeso. Bene. Ecco, questo quadro di Barbara Cammarata è un quadro dove noi che cosa leggiamo? Vediamo come una specie di girotondo. Sono bambine, Barbara, forse? Sì, sono bambine. Non è definito il loro genere, quindi affrontiamo sia questioni legate alle connessioni, legate alle questioni di genere. Io mi auguro che questa mostra, curata con tanta attenzione, in cui sono presenti non solo il mio lavoro ma il lavoro di diversi artisti, possa un attimino aprire un po' e preparare il nostro territorio ad affrontare argomenti come quelli delle relazioni, coesistenze. Del resto il mio lavoro parla di questo, in forma narrativa, quasi in forma onirica, ma è un lavoro profondo sul nostro ambiente. È importante comprendere oggi l'importanza della relazione fra gli esseri umani, fra gli esseri viventi, mi correggo, dove per essere viventi noi inglobiamo flora, fauna, esseri umani. Quindi è importante capire quanto dovremmo stare più attenti a proteggere il nostro ambiente e chi ci sta accanto, a partire dal piccolo gatto a chi mi sta accanto adesso. Allora, in questa
quadreria, praticamente abbiamo esposto queste opere affiancando una serie di quadri di autori diversi. Noi vediamo diversi aspetti di quello che è il paesaggio siciliano. In questi primi due, per esempio, sono delle cave di Comiso, sono delle cave di pietra. In Sicilia ci sono molte cave e questo Di Stefano si chiama questo pittore, che è siciliano, il papà e la mamma vivono in Sicilia, lui non vive più in Sicilia ma è sicilianissimo, insomma vive a Firenze, mi sembra, comunque in Toscana. Poi andando avanti abbiamo per esempio delle altre visioni, abbiamo questo quadro astratto con la cornice nera di Cardella, sopra abbiamo un quadro un po' ironico di Veneziano che è famosissimo. Cardella vive in Sicilia, Veneziano questo Ercole col cannolo, un dolce tipicamente siciliano, è uno che fa dei quadri dove c'è sempre un po' di satira, famosissimo, veneziano. Questo appunto è Cardella, come dicevo prima, un astratto. Guardate la cornice è barocca, però anche la cornice è stata lavorata quasi fusa. A fianco abbiamo un quadro di Lauretta, famosissimo anche lui, un pittore siciliano, vive a Firenze ma è di Lentini, che ritrae un classico interno nobiliare. L'accostamento tra questi quadri, per cui l'astratto con la cornice barocca, un po' di ironia, l'interno siciliano sembra caotico, ma in realtà la nostra realtà è caotica, la realtà della Sicilia, la realtà del mondo, la realtà che viviamo tutti, per cui sono diversi aspetti che si accostano. Ancora vediamo un quadro di Viola, che è un pittore modicano, bravissimo paesaggista, famoso, noto per i suoi paesaggi, che in questo caso, per questa mostra sulla difesa del territorio siciliano, fa un paesaggio siciliano tipico, ma ci mette alcuni elementi di disturbo, come per esempio vediamo qui la ruota di scorta, perché spesso vediamo abbandonati, noi lo sappiamo, in posti bellissimi, cose che non ci dovrebbero stare. Di chi è la colpa? La colpa è nostra, che non ci prendiamo cura del nostro territorio. L'ultimo di questa quadreria è di Colombo, un altro pittore modicano molto famoso. Questo io l'ho ottenuto grazie al prestito di un collezionista che per questa mostra ha accettato di lasciarlo in esposizione, ed è invece un quadro di bellezza tipica siciliana. C'è la bougainville, c'è il muro costruito con la lava che fiorisce e sopra c'è il cielo. Un quadro che apparentemente più classico, in realtà è un bravissimo pittore. Colombo è famoso per esempio per i suoi quadri di mare, dipinge molto spesso il mare. In questo caso, siccome la mostra è fatta per il territorio, sul territorio, per la difesa del territorio, ha dipinto un interno, una frazione, un attimo, uno sguardo sull'interno del territorio siciliano. A questo punto venite a vedere questa mostra, Flora, Fauna e Cemento, al Museo Civico di Noto, dura fino al 30 di ottobre, per cui il tempo c'è. Vi ricordo, 30 artisti, 100 opere, è una mostra per tutti, dai 3 ai 100 anni, è fatta apposta per tutti. Grazie e buona serata.